vengo da studi, sono laureato in informatica, in conservatorio, informatica musicale e in bicocca nella ricerca, quindi mi sono occupato sempre dei numeri e di note, di pentagrammi e algoritmi. Insomma, ho unito sempre questi due mondi e ho dedicato tutti i miei dischi e i miei libri a matematici, astronomi, filosofi che hanno dedicato gran parte della vita alla musica. Ora, uno di quelli è Pitagora. Pitagora nasce nella Magna Grecia e poi verso i 40 anni si trasferisce a Crotone. C'è qualche matematico qui, non so, qualche insegnante di matematica, non so, qualche informatico, fisico? Perfetto, allora... perfetto. Il sindaco. Il sindaco ha a che fare con lui. Ah, beh, allora è l'evento giusto. Ah, allora, possiamo fare l'evento insieme. Sì. E quindi sono andato alla riscoperta della storia della musica, ma da un punto di vista scientifico, perché nei conservatori, nella letteratura, nella sociologia, si studia solamente il punto di vista umanistico, che è giusto, ma c'è una fetta di mondo che è più importante forse, cioè sono i numeri. Nel senso che noi siamo arrivati alla musica occidentale, alle nostre scale, al nostro sistema temperato, ora spiegherò un po' di cose, grazie a alcuni matematici, erano anche matematici filosofi, che insomma hanno fatto battaglie nel corso degli anni. Iniziamo con Pitagora. Pitagora è un filosofo matematico, era colui che diceva tutto è il numero, tutto dipende dal numero. Forse oggi Pitagora ha vinto, perché oggi viviamo nell'era del digitale, digit inglese da digitus, contare con le dita, quindi ora viviamo nell'era dei numeri. Pitagora 2500 anni fa forse aveva azzeccato già un po' di cose, però oltre al famoso teorema, al rettangolo di Pitagora, rettangolo aureo, fece una scoperta fondamentale, cioè quella della musica. Innanzitutto Pitagora suonava la lira, aveva una lira a 7 corde e lui ha capito una cosa fondamentale della musica: l'intervallo di ottava. Lo chiamava rapporto 2:1, cioè se noi prendiamo una corda, abbiamo una corda, se la dividiamo a metà, esattamente a metà, pizzicando una delle metà abbiamo un'ottava. Quindi cosa ha capito? Che avendo il doppio delle corde abbiamo le ottave. Ora spero che i musici, qualcuno capisca cosa intendo dire per ottava, cioè partendo da un do a un altro do, a un altro do, a un altro do. Quindi lui dice, se noi abbiamo una corda, e lui lo chiama monocordo di Pitagora, il famoso monocordo, era appunto una corda su una cassa armonica, e lui faceva degli esperimenti, metteva un ponticello, immaginate una chitarra con una sola corda, metteva un ponticello e variava la posizione. Lui aveva capito che mettendoli in centro aveva esattamente l'ottava, dividendoli in 3 aveva la quinta, dividendoli in 4 aveva la quarta. Quindi tutta la musica a partire da Pitagora si basa su questi 3 intervalli, la quarta, la quinta e l'ottava. In parola povere, se partiamo dal do, fa e sol. Quindi do, fa una quarta, sol è una quinta e poi l'altro do che è l'ottava o insomma un do o un bisolo, come volete chiamarlo. E tutta la musica da 2500 anni a questa parte, dai tempi di Pitagora, ha rispettato questi intervalli da sempre, non sono mai stati cambiati. C'è stata l'ottava, la quarta e la quinta, che peraltro lui diceva che erano le perfette consonanze. Ancora oggi, quando noi parliamo di consonanza, parliamo di quarto, primo, quinto, primo, cioè fa, do, sol, do. Quindi Pitagora si occupò tanto di musica e fu il primo a parlare di appunto intervalli, fu il primo teorico musicale, Pitagora. Oltre a questo lui si occupava di armonia delle sfere. Cos'è l'armonia delle sfere? Lui diceva che il nostro universo è formato da tante sfere concentriche e su ogni sfera è appoggiato un pianeta. E questi pianeti sfrecciano nell'aria, anche se l'aria non c'è, come sassolini nell'aria, e ognuno fa una nota. Quindi immagina questi pianeti, la famosa armonia delle sfere, questi pianeti che fanno delle note, dei suoni, tutti questi suoni, anche se scientificamente non è così, perché insomma senza aria non si può sentire, non c'è il suono,
Però lui immagina questa visione dell'universo e la chiama proprio armonia delle sfere. Ed è una cosa molto bella, è una cosa un po' poetica, è una favola, però forse oggi trova riscontro con gli interferometri, con tante... ci sono anche delle particelle che in effetti ci dicono che forse l'universo suona, i pianeti forse emettono delle note. Quindi è una cosa molto importante questa di Pitagora. Quindi abbiamo detto che Pitagora si è occupato prima di tutto degli intervalli, primo, quarto, quinto e ottava, poi della musica delle sfere e poi si è occupato di tante altre cose. Ovviamente non parlo qui della filosofia di Pitagora, di quello che insomma della matematica di Pitagora, perché insomma non è il posto giusto. Però lui aveva questa lira, perché lui era un musicista, diciamo, mettiamola così, ma era più teorico. Lui aveva questa lira a 7 corde dove erano intonate, c'era la prima e l'ultima che erano un'ottava, la e la, poi c'era la quarta e la quinta che erano una quarta e una quinta, quindi re e mi, e poi le altre 3 corde che poteva variarle a seconda dell'occasione. Loro nella Magna Grecia